La settimana del Medimex 2025 è ufficialmente iniziata e se ieri mattina a Taranto i motori si sono scaldati con la conferenza stampa, oggi si entra nel vivo a Museo Archeologico Marta con l'inaugurazione della mostra inedita Amy Winehouse Before Frank, 50 scatti a cura del fotografo Charles Moriarty che ha ritratto l'artista ai suoi esordi. L'imponente struttura del palco ha già riempito la rotonda del lungomare mentre vanno a ruba i biglietti per il concerto di Primal Scream, St. Vincent e quelli dei Massive Attack stanno per terminare. Tutto sold out invece per il progetto speciale Le strade del Mediterraneo a cura di Antonio Diodato, con 3 concerti di La Niña, Babal Blues e Magalida Zira al Castello Aragonese. È importante, ha detto il coordinatore artistico del Medimex Cesare Veronico, che i tarantini sappiano che le immagini del Medimex faranno il giro del mondo, scusandosi se la manifestazione darà un po' di fastidio, soprattutto per la viabilità, e ha annunciato però biglietti venduti in Inghilterra, Francia, Germania, Austria e Svizzera. Quello che mi incuriosisce di più è il concerto di St. Vincent. Ho molte aspettative, esattamente come cercavo di spiegare a tutti che l'anno scorso il Pulp sarebbe stato un grande concerto. Adesso io mi invito a venire a vedere St. Vincent e Primal Scream. Vi piacerebbero davvero tanto se lo faceste. Ai Massive Attack sarà assegnato il premio Ernesto Ansante 2025. Ad aprire i concerti saranno i pugliesi Comrade e Chioto. Una grossa vetrina per i giovani cantanti pugliesi, ha spiegato Paolo Ponzio, presidente di Puglia Culture. Una vetrina molto importante anche con l'aiuto di Riondino e con l'aiuto di Diodato. Stiamo cercando di costruire anche da un punto di vista proprio del business management della musica una nuova leva di giovani musicisti pugliesi che possano, come è accaduto già in tutti questi anni, fare diversa la musica pugliese, esportarla. Ultimo Medimex da presidente della Regione Puglia per Michele Emiliano, che ha rimarcato come la scelta di sposare il progetto promosso da Puglia Culture nell'ambito delle azioni di Puglia Sound a Taranto sia stata vincente. Perché l'energia di questa città, un'energia fatta di speranza e disperazione, di difficoltà e opportunità, è l'anima stessa della musica. La musica alterna sentimenti e desideri e cerca di stemperare quelle giornate in cui sembra che tutto sia impossibile. E allora da oggi si parte, ci aspettano il video mapping on the road compilation proiettato sul Castello Aragonese, la prima edizione del Medimex Music Business Management e un fitto programma di appuntamenti tra panel, presentazioni, workshop, attività di networking, scuole di musica, talk, incontri, racconti, film, presentazioni di libri e non solo. Lo sentite già quel fermento? Il Medimex è arrivato.